Bellezza, essenzialità, purificazione, le tre parole dono della visita pastorale in Val Petronio. Monsignor Tanasini ha celebrato l'Eucarestia a Velva per incontrare anche le parrocchie più piccole. Comunione, ha detto, non è mortificazione. Il cammino verso la comunione passa attraverso la prossimità e la carità. È lo spunto di riflessione scaturito dalla giornata di inizio anno pastorale delle parrocchie della Valle Sturla, proposta l'adesione a gesti di carità. Messa d'inizio anno scolastico per gli allievi del Liceo Gianelli di Chiavari. Il messaggio del fondatore, sempre attuale, spunto per un nuovo avvio e per dare ai giovani una figura di riferimento. La cultura dell'incontro alla base del dialogo interreligioso. A Chiavari il confronto a più voci nell'ambito del percorso diocesano di formazione al dialogo interreligioso. Avvicinare gli studenti con lo stupore dell'amore, così Suor Elena Bosetti incontrando gli insegnanti della diocesi. La sfida, ha detto, è quella di scommettere su relazione e ascolto. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Iniziamo anche questa settimana raccontandovi la visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini nei vari ambiti di comunione pastorale della nostra diocesi. Ed in particolare andiamo al Santuario Mariano di Nostra Signora della Guardia a Velva, dove il Vescovo ha celebrato l'Eucarestia a coronamento della visita pastorale per le comunità di Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure e Moneglia. Un momento d'incontro soprattutto dedicato alle piccole comunità, un'occasione per il Vescovo per ribadire i tratti essenziali del cammino di comunione a cui la nostra diocesi è chiamata. Vediamo. Anche le parrocchie più piccole sono nel cuore del Vescovo e ricevono la cura della Chiesa locale. Monsignor Tanasini ha desiderato celebrare l'Eucarestia nel Santuario Mariano di Velva a coronamento della visita pastorale per ricordare questo ai fedeli dell'Alta Val Petronio. Il fatto di avere affidato tutte le parrocchie a un solo parroco non vuole mortificare le comunità. Fa conto della situazione in cui ci troviamo, ma non viene a mancare la cura per la vostra vita cristiana. Il Vescovo ha chiesto con forza agli abitanti della zona di vivere in fraternità la vita cristiana. Ecco, sono venuto a chiedervi questo, la comunione, come si dice nel modo di parlare della Chiesa, la comunione, cioè l'essere legati gli uni agli altri, condividere gli stessi beni, essere consapevoli di fondare la nostra vita sugli stessi valori. Monsignor Tanasini ha poi sottolineato l'importanza di considerare la vita cristiana il più grande dono. È proprio scomodo andare alla messa perché non è comoda, ma perché è preziosa, perché è un bene irrinunciabile, perché è il grande dono di Dio. Un messaggio risuonato in un luogo significativo come il Santuario di Velva, punto di memoria e di fede per tutto il territorio. Cerchiamo qui di tenere aperta sempre la chiesa e vedo che tantissime persone vengono per fare una visita, anche 1 minuto, 2 minuti, però passano, accendono il lumino e vede la loro devozione e anche si affidano alla Madonna e lo sento questa devozione, sento questo amore filiale. Maria è la mamma e quindi la mamma è un posto veramente particolare nella vita della famiglia e questa della famiglia di fede, Maria, quindi tutti andiamo dalla mamma quando c'è qualche problema. Quindi. Il cammino di ambito è iniziato da poco e per la prima volta nella visita pastorale i fedeli delle comunità di Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure e Moneglia hanno vissuto momenti comunitari. L'inizio però è stato promettente. La comunione sembra una cosa nuova, ma è una cosa vecchia, anzi per usare un termine buono, è una cosa antica proprio quanto la Chiesa stessa, perché è il Vangelo di Gesù. È Gesù che invita prima di tutto alla comunione. Quindi se oggi riscopriamo ancora di più questa grande verità, questa grande dimensione della vita cristiana, per me non è neanche una cosa nuova, è proprio la bellezza, piuttosto riscoprire la bellezza del Vangelo. Allora, come sta andando? Io lo dico con 3 parole. La prima è la parola essenzialità.
Ecco, è un cammino che ci sta riportando all'essenziale, lasciando perdere alcune cose delle imbarcature veramente diciamo che non sono prioritarie. A volte le pensiamo necessarie, ma non sono prioritarie. Quindi stiamo andando verso l'essenzialità. Poi a me personalmente accanto a questo c'è anche la parola purificazione. Mi sembra che dobbiamo fare come cristiani un lavoro grande di purificazione, purificare veramente i nostri occhi per vedere nella visione giusta del Vangelo. Dobbiamo purificare il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere il cristianesimo per ritrovare, ritorno alla prima parola, per ritrovare veramente il cuore, ciò che è essenziale. E poi l'altra parola è soprattutto la parola, diciamo, come dire, bellezza, lo dicevo veramente, è più bello insieme. Inutile nasconderlo, anche la celebrazione di quest'oggi è stata una cosa bella. Non eravamo di nuovo, dico, tantissimi, però vedere che c'eravamo di tutte queste parrocchie dell'Alta Valle Petronio per me è più bello, inutile nasconderlo, mi piacerebbe sempre continuare così. Quindi i frutti sono questi. Sono quella appunto dell'essenzialità, di riportarci a ciò che è essenziale, sono la parola appunto bellezza e la parola, dicevo, soprattutto la parola anche accanto alla parola essenzialità mi viene da dire la parola qualità, ecco, non più i numeri ma soprattutto la qualità. Di solito appunto non eravamo abituati a vederci con quelli di Monelia, con quelli di Casarza. Questa volta eravamo proprio tutto l'ambito, appunto Monelia, Casarza e Castiglione Chiavarese, anche se non eravamo tantissimi, però c'era comunque rappresentati tutti questi aspetti. Ed è stato, come dicevo, una possibilità, veramente una vita di comunione ancora più grande. Ecco, un esercizio, potrei proprio dire un esercizio per imparare a guardare oltre la propria casa, oltre la propria parrocchia, oltre il proprio campanile, si può dire, e questo è stato anche bello. La visita pastorale riprende poi domenica ed in particolare inizierà la visita alle comunità di Lavagna. Domenica l'inizio sarà alle 11 nella Basilica di Santo Stefano. Sempre domenica non saranno celebrate dunque le Sante Messe delle 10, sempre nella Basilica di Santo Stefano, e poi le Messe delle 11 rispettivamente nelle chiese di Nostra Signora del Ponte, di Maria Madre della Chiesa e di Cavia Arenelle. Vediamo ora gli altri appuntamenti della visita pastorale. Lunedì 4 novembre a Cavia Arenelle alle 21 l'incontro con gli operatori pastorali. Martedì 5 novembre alle 11 del mattino a Nostra Signora del Ponte il Vescovo incontrerà il Presbiterio di Lavagna. Alle 20:45 l'incontro dei catechisti e degli animatori, dei giovani e degli anziani, sempre a Nostra Signora del Ponte. Mercoledì 6 novembre alle 21 al Santuario Mariano di Nostra Signora del Carmine la catechesi del Vescovo alla città. Giovedì 7 novembre alle 10 la visita all'Istituto Devoto, alle 15 l'incontro con gli operatori della carità. L'appuntamento è alla Casa Divina Provvidenza. Venerdì 8 novembre alle 15:30 il Vescovo incontrerà i 3 gruppi dei discepoli nelle opere parrocchiali di Santo Stefano. Alle 19 l'incontro con i consigli per gli affari economici nelle opere parrocchiali di Maria Madre della Chiesa. Alle 20:30 l'incontro e la cena con i giovani sempre a Maria Madre. Domenica 10 novembre la conclusione della visita pastorale con la Santa Messa che sarà celebrata alle 18 nella chiesa di Maria Madre della Chiesa. E ora ci trasferiamo in un altro ambito di comunione pastorale, quello della Valle Sturla. Le 14 parrocchie di Mezzanego e di Borzonasca hanno iniziato insieme l'anno pastorale con una riflessione proposta da Monsignor Mario Rollando sul tema dell'essere parte della parrocchia ed un momento di condivisione nel corso del quale sono stati proposti alcuni gesti di carità. La moltitudine dei fedeli era un cuor solo e un'anima sola. È scaturita dalla citazione degli Atti degli Apostoli la riflessione che Monsignor Mario Rollando ha proposto ai fedeli delle parrocchie della Valle Sturla riuniti a Belpiano per iniziare insieme l'anno pastorale.
Come i due versanti di una vallata siamo vicini e diversi, ha sottolineato il sacerdote, ma occorre ricordare che quello dell'unità è un cammino in cordata, non una marcia militare, e che non c'è un passo giusto per compierlo. In valle questo percorso è iniziato in maniera più strutturata già da qualche anno. In continuità col lavoro dei tavoli, quindi una chiesa in cammino verso gli altri, cioè il non essere più dentro, chiuso nella nostra chiesa, nel nostro comfort, ma un'apertura verso gli altri. E quindi secondo me avere un progetto che vada al di là, no? Tu vieni, non vieni in chiesa, credi, non credi, cioè voglio dire, guardiamo un attimo il bisogno, no? Che poi alla fine secondo me lo spendersi per gli altri è il senso, no? Della fede, dell'amore, della carità, di tutte le manifestazioni, credo, dell'essere cristiano, quindi per cui la spinta penso che sia quella. Proprio, ripeto, la vastità, un po' la disgregazione di questo territorio così porta al non comunicare, cioè nel senso magari siamo vicini però non sappiamo cosa fa uno nell'altro, e credo che questo riunirci come parrocchie, no? Perché diciamocelo, Mezzanico era un po' di là, Borzonasca era un po' di qua, perché comunque molto tempo fa Borzonasca faceva anche parte come diocesi di Bobbio, quindi c'è un po' questa cosa, e invece ci stiamo ritrovando che alla fine forse abbiamo tutti delle potenzialità appunto che messe insieme possono dare dei buoni frutti, quindi sono i frutti del lavoro dei tavoli, questi dunque è un cammino sinodale che sta portando già qualche risultato concreto, qualche frutto tangibile. Sicuramente perché il percorso dei tavoli ci ha aiutato innanzitutto a meditare e innanzitutto anche lì a uscire dagli schemi, quindi, no? Siamo tutti dispersi un po' qui nella nostra valle e volevamo appunto iniziare l'anno con presentare le attività che ci sono già e proporre qualcosa di nuovo a livello di organizzazione sia per i ragazzi sia per gli adulti, sia di catechesi sia di divertimento. Quali sono già le attività che svolgete assieme? Sì, noi abbiamo come interparrocchiale non molte perché ognuno ha le sue poi sfaccettature, è giusto che ci siano secondo me. Facciamo la lezione divina a Borzone con Padre Attilio, poi abbiamo il catechismo che per ognuno poi fa da solo, però abbiamo anche il gruppo giovani che quello invece è interparrocchiale, e poi abbiamo altre attività come appunto vorremmo fare la Caritas, anche a Borgo Nuovo esiste già un guardaroba per gli anziani, quindi collaborare anche con questa attività. Poi la catechesi per adulti e poi faremo degli incontri in avvento e in quaresima per preparare appunto questi tempi forti. Un passo nuovo nel cammino di comunione è quello che compie una chiesa che esce. A Borzonasca nascerà un centro dove si potranno incontrare le persone che vogliono un po' collaborare con le varie cose che ci sono già e poi eventualmente creare qualcosa di nuovo, ecco. Più che altro per far stare insieme un po' anche le persone anziane in questo punto di ascolto e così collaborare anche appunto con le varie, abbiamo gli infermieri di zona, noi nel comune di Borzonasca abbiamo gli infermieri di prossimità che appunto curano le persone che hanno oltre 65 anni, quindi una collaborazione anche con loro, ecco. Caritas Diocesana ha formato alcuni volontari, ora si cerca di guardare al bisogno concreto dei paesi della valle. Di cosa hanno bisogno queste valli? Queste valli hanno bisogno di tante persone di buona volontà, a cui appunto questa riunione è rivolta, che possano regalare un po' del loro tempo per aiutare chi ne ha bisogno. E qui è un territorio vasto, un territorio dove ci sono tante persone anziane, persone appunto che hanno proprio bisogno anche delle piccole cose, quindi anche portare la spesa a un paesino per esempio come può essere Acero, che è disperso nei boschi, quindi voglio dire, ma anche perché no, un'ora di tempo nella casa di riposo che ne abbiamo diverse qua, una lettura di un libro, ecco, proporremo anche un incontro con i nonni e i ragazzi, i nipotini, cioè un coinvolgimento di tutte le persone che appunto
normalmente rimangono un po' ai margini, diciamo, ecco. L'obiettivo è anche quello di estendere all'intero ambito attività di carità che a livello diocesano sono già attive e operanti. Abbiamo il guardaroba sociale a Borgonovo, che non è tanto conosciuto, e anche lì io ho trovato una persona che mi ha detto: ma guarda, io posso esserti utile nel portare le cose, magari le raccolgo qua, poi le porto giù. Un'altra persona mi dice: ok, io ti posso dare un'ora al mattino, posso aiutare. Cioè, voglio dire, ognuno, se tu lo coinvolgi, no, per un qualcosa che va al di là del tu credo, io non credo, tu vai a messa o non vai a messa, che poi alla fine è un classico. Se tu chiedi l'aiuto, se tu dici ok, questa cosa serve per un concreto, cioè per un bisogno di una persona che non arriva a fine mese, è difficile che le persone dicano no. Per cui, anzi, noi proporremo anche faremo un invito per chi volesse essere volontario a Casa Bruzzone, che è una realtà di cui io faccio parte. E anche quella, come tutte queste esperienze, il donarsi, lo spendersi per gli altri è una cosa che ti arricchisce al di là di tutto. Per cui speriamo che l'invito sia raccolto da tanti. È importante che ci sia anche gente che sappia ascoltare le esigenze del paese, che ci sia magari quello che deve, magari la signora che deve fare la spesa, oppure la signora che deve andare a fare una visita, non trova nessuno che la accompagna. C'è tante cose da sviluppare, da cosa nasce cosa, speriamo appunto che sia una cosa che possa nascere, che possa servire per le nostre persone più anziane, che ormai la nostra valle purtroppo siamo sempre più anziani. Ecco, fare comunità con un territorio così vasto non è facile. No, non è facile, però devo dire che è nato dal gruppo dei tavoli, quando si facevano i tavoli. Si cerca, ora chiaramente abbiamo di necessità virtù, bisogna fare, quindi è giusto anche che ci sia collaborazione da parte di tutti, quindi essendo meno nella parrocchia singola, cercare di trovare appoggio dalle parrocchie vicine, ognuno da una mano all'altro, e vedo che pian pianino si riesce a fare qualcosa. Ma allora non è vero che ci sono tutti questi campanili? No, ci sono, però sono campanili quasi abbandonati. No, però insomma, adesso si cerca di fare, ad esempio, molti incontri li facciamo, una volta lo facciamo a Bolzonasco, una volta a Bolzano, una volta a Borgonovo, si cerca anche di andare vicino alla gente, possibilmente di avvicinarsi a loro, e vedo che qualcuno magari anche non che di frequente partecipa alla vita parrocchiale, e in questi incontri magari ci trova, ecco. Celebrazione di inizio anno per gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo Gianelli di Chiavari, un anno speciale che si apre all'insegna della ripartenza delle attività didattiche, ovviamente all'insegna della memoria della figura del santo titolare della scuola. Vediamo. Per gli allievi del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo Gianelli di Chiavari, l'inizio dell'anno scolastico è prossimo alla festa diocesana del Santo Fondatore, Antonio Maria Gianelli, canonizzato da Papa Pio XII il 21 ottobre del 1951. Ogni anno in questa data gli studenti si radunano nella chiesa di cui fu parroco il santo, San Giovanni Battista a Chiavari, per celebrare l'Eucaristia e riattualizzarne il messaggio educativo. La celebrazione, posticipata a causa dell'allerta meteo, rappresenta un momento importante di partenza. All'inizio di un nuovo anno, nella festa diocesana di Sant'Antonio Maria Gianelli, guardare a lui, al di là che del fondatore della scuola, un po' come una figura di riferimento. È importante che i ragazzi oggi abbiano le proprie figure di riferimento, ne hanno tante nel mondo di oggi, anzi forse troppe per i tanti stimoli che hanno. Guardare a Gianelli e guardare un po' la sua passione per la vita e per l'umanità, e da lì prendere esempio. Un'occasione di ripartenza per gli alunni e per la scuola, che ha rinnovato la gestione e rimodulato l'organizzazione interna. Una scommessa che non prescinde dall'obiettivo primario voluto dal Gianelli, l'attenzione alla persona nella sua completezza e complessità. Sì, la scuola è ripartita con un nuovo slancio, con tante fatiche, con tante difficoltà. Io dico ringraziamo per il cammino che c'è stato finora, perché comunque è stato un cammino di bene e di assoluto valore, e cerchiamo di dare vigore ad un ambiente che poi ovvio prende vigore dai cuori
cuori che lo abitano e dai volti che abiteranno questi banchi e queste aule, ma che deve ripartire con forza seguendo l'esempio del Gianelli. La sfida è quella di trovare un linguaggio adatto per infondere nei giovani il messaggio sempre attuale del Sant'Antonio Maria Gianelli. Quanto è ancora forte la figura del Gianelli all'interno dell'istituto scolastico? È una figura attualissima che va però sempre attualizzata con le categorie di oggi e con i ragazzi di oggi, perché ogni santo incarna il suo tempo, ma i loro messaggi sono sempre attuali, quindi crediamo e ci spendiamo perché il messaggio del Gianelli sia attuale per i ragazzi di oggi. Qual è un messaggio che il Gianelli può dire al giovane di oggi? Gianelli diceva tutti possiamo farci santi, io dico tutti possiamo essere pienamente umani e quindi arrivare un giorno alla santità. Prosegue il percorso diocesano di formazione al dialogo interreligioso. Il prossimo appuntamento sarà sabato 9 novembre con un incontro la mattina e il pomeriggio una tavola rotonda aperta alla città. L'appuntamento sarà a Chiavari, al mattino nel Salone di Casa Marchesani, al pomeriggio alla Società Economica. Nei giorni scorsi si è conclusa l'esposizione dedicata agli 800 anni dall'incontro fra San Francesco e il Sultano, che è stata ospitata nel foyer del Teatro Auditorium San Francesco di Chiavari e al Liceo Davigo di Rapallo. In questa occasione c'è stato anche un incontro pubblico fra l'imam di Firenze, Ezzedine Elzir, e il docente di teologia morale Fra Lorenzo Raniero, un'occasione per ribadire i punti cardine appunto del cammino nel dialogo interreligioso. Vediamo. Il terreno comune dal quale partire per favorire un dialogo tra culture e religioni diverse è quello dell'incontro. È lo spirito che nel 1219 mosse Francesco d'Assisi ad andare a Damietta per confrontarsi con il sultano Al-Malik al-Kamil, un atto rivoluzionario per quei tempi, indicato ancora oggi come via maestra. Un incontro straordinario per l'epoca perché è andato contro tutti gli schemi che erano soprattutto di contrarietà e di guerra tra i saraceni musulmani e il mondo cristiano. Quindi diciamo che lo spirito che si vuole riportare di questo incontro che c'è stato 300 anni fa qual è? Lo spirito è quello di vivere soprattutto un incontro, prima che di uno scontro, e soprattutto direi anche quello dell'abbattimento dei muri che alle volte a livello anche ideologico ci creiamo e che costituiscono un ostacolo notevole all'incontro soprattutto tra le persone, tra gli uomini. Incontro che significa anche dialogo? Sì, il dialogo è un incontro prima di tutto, prima che un confronto di idee, è un atteggiamento esistenziale, è una postura della vita, un modo di stare nel mondo. È una risposta a un invito del Papa quando ha chiamato i cristiani a digiunare con i musulmani più di 15 anni fa, come un atto di solidarietà e come un atto anche di condivisione e di apertura e di conoscenza l'uno verso l'altro. L'obiettivo del dialogo non di mescolare le religioni, non fare segretismo, ma di cercare di scoprire ognuno noi stessi in maniera profonda per cercare di rispettare meglio il prossimo. Diciamo un primo livello per arrivare poi a una comprensione, comunque più a un rispetto, a una conoscenza reciproca. Certamente proprio questo, spesso noi parliamo l'uno dell'altro senza conoscersi e senza conoscere l'altro, e il dialogo aiuta a conoscersi, a conoscere l'altro, a rispettarlo, a rispettare le diversità, perché purtroppo noi siamo abituati a eliminare le diversità, ma noi dobbiamo imparare dal dialogo di rispettare le diversità, e questo è un momento importante. La ricorrenza anche dell'incontro fra Sultano e Francesco è un momento dove era un momento difficile di guerra, e invece due grandi uomini hanno creduto nel dialogo e sono incontrati. L'obiettivo non è tanto concentrarsi sui punti in comune, bensì quello di rispettare le diversità. Piuttosto che concentrarci sulle idee comuni, prima di tutto è il sentimento di comune fraternità e di umanità. Ecco, sono aspetti più di carattere esistenziale che non di carattere teologico o ideologico. Ecco, e questa è un po' una grande sfida, perché si è sempre pensato al dialogo come un dibattito, un confronto, e quindi poi è facile che diventi anche uno scontro, piuttosto che l'incontro di due esperienze di umanità e di fraternità che si ascoltano e hanno da
da imparare l'una dall'altra, ecco, prevalentemente questo. In quest'ottica è stato riattualizzato il messaggio che 800 anni fa il Francesco e il sultano hanno lasciato all'umanità, il dialogo come via partendo dalla reciproca conoscenza. Se 800 anni fa hanno potuto fare questo, non vedo il perché oggi noi non possiamo fare questo, anzi oggi abbiamo più strumenti, abbiamo più capacità anche mediatica di conoscere l'altro, abbiamo più strumenti e allora tocca a noi di fare questo passo di responsabilità e questo anche sforzo che in arabo viene chiamato jihad. Jihad non è guerra santa, le guerre sono sporche, la pace, la convivenza santa. C'è una cosa in particolare, diciamo, nel dialogo interreligioso che a lei ha insegnato qualcosa, che ha imparato, che a lei è rimasta, una cosa che l'ha colpita? Tante cose, ma posso citare una, di rispettare le diversità. All'inizio, la prima volta che sono stato invitato a fare una preghiera interreligiosa, per me la preghiera, quella preghiera rituale, allora ho detto va bene, partecipo ma rimango a parte. Poi quando ho visto il cardinale di Firenze, quando ho visto il rabbino di Firenze stanno facendo una preghiera interreligiosa, ho capito che non si tendeva alla preghiera rituale ma una invocazione per la pace, una di queste. Allora non dobbiamo avere pregiudizi ma dobbiamo lavorare. La mostra è articolata con pannelli che, diciamo, raccontano un po' la storia. Esatto, raccontano la storia di questo bellissimo incontro tra Francesco, che chiaramente ai tempi non era ancora santo, e il sultano, che era, diciamo, la massima carica in Egitto della religione musulmana, quindi era il re, diciamo, dei musulmani del tempo. E questo incontro che ha cambiato un po' la storia, nonostante non ci siano state poi delle grosse, non abbiamo conosciuto i contenuti di questo incontro, però hanno cambiato la storia proprio dell'integrazione tra cristiani e musulmani, e quindi ancora oggi, dopo tanti secoli, vediamo proprio come i pellegrini possono frequentare e andare nei territori della Terra Santa, quindi nei luoghi del culto della religione cristiana, proprio grazie anche a questo grosso incontro che aveva creato proprio le basi per far sì appunto che le religioni si incontrassero. C'è una cosa in particolare che personalmente l'ha colpita della mostra, magari un piccolo aneddoto, una cosa, una curiosità? Allora, mi ha colpito sempre tantissimo comunque la figura di Francesco, del fatto che comunque voleva evangelizzare, e quando è andato a incontrare questo sultano il suo obiettivo era un po' quello di farlo convertire al cristianesimo. E il fatto che non c'è riuscito in realtà a convertirlo, però che è andato con il massimo cioè ai tempi non era facile arrivare ad un sultano, c'era la possibilità anche di essere uccisi, ammazzati, però il fatto di essere andato con tutta la sua forza, la sua fede, è un fatto che mi ha colpito tantissimo, e nonostante poi in realtà quell'incontro in sé non ha determinato subito grossi cambiamenti, ma che poi ci sono state delle conseguenze nel tempo fino ai giorni nostri per questa, diciamo, suo coraggio e per questa forza che gli veniva comunque da Dio, e questo mi ha colpito tantissimo, perché ancora ad oggi noi, se possiamo andare in Terra Santa, se possiamo andare in tanti luoghi ancora del Medio Oriente senza rischiare la vita, è grazie anche a questo incontro qua. Settimane dall'inizio dell'anno scolastico prosegue il corso di aggiornamento per gli insegnanti della nostra diocesi proposto dall'ufficio scuola della diocesi di Chiavari. Ripercorriamo alcuni dei passaggi essenziali dei primi incontri che si sono tenuti a Chiavari, ed in particolare iniziamo raccontandovi dell'intervista che abbiamo realizzato a Suor Elena Bosetti, teologa, che ha avuto l'occasione di incontrare gli insegnanti parlando di quello che è lo stupore per l'incontro con i ragazzi, essenziale per avviare il cammino educativo. Vediamo.
Il compito dell'insegnante? Far passare quel brivido che Dio è interessato a ciascun ragazzo. È la testimonianza della biblista Elena Bosetti, suora di Gesù Buon Pastore, originaria di Trento, in apertura del corso diocesano di formazione per gli insegnanti. La religiosa, affrontando l'attualità e la bellezza del Magnificat, ha invitato a far breccia nel cuore dei giovani con lo stupore dell'amore. E come posso farglielo capire che è amato se io, maestra, non ho occhi per lui? È nei miei occhi che il giovane deve poter cogliere qualcosa di quanto è prezioso per Dio. La prima sfida, spiega Suor Bosetti, è partire dall'incontro, come quello tra Maria ed Elisabetta, da cui scaturisce il Magnificat. Curare dunque la relazione con gli alunni, far capire loro che sono importanti per qualcuno. Una scommessa significativa, prosegue la religiosa, poiché molti giovani oggi arrivano a togliersi la vita precocemente perché credono che non ci sia attenzione per loro. Possiamo dire che all'inizio della scuola una cosa importante sia proprio quella dell'incontro, perché è l'incontro di queste due donne che rende visibile, manifesta la visita di Dio al suo popolo. Dio ci visita sempre attraverso qualcun altro. E poi direi che all'inizio di un anno scolastico è importante anche far emergere i sentimenti di stupore, di gratitudine. Ad esempio Maria fa grande il Signore perché ha fatto grandi cose per lei. Lei dice: grandi cose ha fatto per me il Signore. Insegnare a riconoscere nella nostra storia quello che Dio fa per noi ed aprire l'animo alla gratitudine, alla lode, alla benedizione, credo che non sia una cosa da poco oggi. La seconda sfida è saper ascoltare, in una sinergia forte tra famiglia e scuola. L'esempio è sempre quello di Maria, che ascoltò e custodì la parola nel suo cuore di giovane madre. Il Vangelo di Luca ci presenta due madri che sono ancora gestanti. Elisabetta al saluto di Maria sente il bambino che gli balza di gioia nel grembo, quindi è un incontro attraverso le madri dei due figli. La Madonna è proprio ancora a un embrione, potremmo dire, no? E queste due donne manifestano anzitutto una pienezza di Spirito Santo. Nella Bibbia la parola e lo Spirito vanno insieme e la educazione è sempre qualche cosa che ha a che fare con lo Spirito, perché si tratta di riconoscere che siamo fatti a immagine di Dio e che quindi lo Spirito di Dio ci abita, e una madre dovrebbe riconoscere nel proprio figlio questa impronta del divino, riconoscere anzitutto che il figlio è non semplicemente frutto del suo grembo, quindi la benedizione, la lode, la gratitudine credo che siano virtù che si imparano anzitutto in famiglia, proprio da questo lasciarsi interpellare dallo Spirito. Ci vuole una relazione quindi tra famiglia e scuola per la crescita dei figli? Indubbiamente, è impensabile una vera educazione senza questa sinergia tra la famiglia e la scuola, anche perché ormai la famiglia si trova a poter fare anche relativamente, perché poi quante ore i bambini passano a scuola, passano con gli amici, con tutto il problema del bullismo e dei social che sfuggono tante volte, no, al controllo della famiglia. Quindi sì, io non posso rispondere a queste domande attraverso il canto che è del Magnificat, cioè il Magnificat nasce come un canto di lode, un canto di profezia e un canto che fa vedere come Dio fa giustizia nella storia, e la fa precisamente schierandosi dalla parte dei piccoli, degli umili, perché Maria canta: ha deposto i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Allora qui si presta un discorso educativo che aiuti ad avere occhi per il debole, per l'escluso, per lo scartato, direbbe Papa Francesco, perché proprio di questo si prende cura e ha interesse Dio. Quindi chi è dalla parte di Dio deve essere dalla parte appunto dei poveri, in mezzo ai quali Maria si riconosce come la figlia. Maria è anche la donna dell'ascolto. Quanto è importante l'ascolto oggi anche dei giovani, degli alunni? L'arte di ascoltare è tutt'altro che facile. Apprendere ad ascoltare, di Maria si dice appunto che custodiva e meditava la parola del Signore nel cuore, la ruminava, potremmo dire.
ascoltare non lo sanno fare neanche i genitori. Immaginiamoci come possono insegnare ai figli ad ascoltare se non imparano ad ascoltarsi tra marito e moglie, ad ascoltare loro per primi i figli, perché se una volta mia mamma diceva al figlio ascoltami, qualche volta adesso è il figlio che deve dire alla mamma ascoltami. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.